Il secondo lago più grande del Veneto, quello di Santa Croce, a 2 passi dalla seconda più grande foresta d'Italia, quella del Cansiglio. A premiarlo, insieme al lago del Mis, in comune di Sospirolo, Legambiente con la bandiera delle 5 vele blu, il massimo previsto assegnato a solo una ventina di località in tutta Italia. Le 5 Vele sono date a circa una ventina di località lacustri e un po' di più di località di mare, e questo significa che si riesce a esprimere una qualità ambientale e a farla conoscere nel modo adeguato, dà l'opportunità anche di arricchire quei territori dal punto di vista del turismo di qualità sostenibile e che sta attento a mantenere questi livelli, perché la guida assegna un valore per la qualità ambientale. È evidente la soddisfazione dell'amministrazione comunale che vede nell'ambito riconoscimento un'occasione, insieme al PNRR, di rilancio del turismo e dei borghi prospicenti, lo Specchio Lacustre. È un riconoscimento importantissimo, un riconoscimento di un lavoro che è stato portato avanti negli anni e che oggi ha trovato un riconoscimento importante, perché oggi la purezza dal punto di vista ambientale è un valore che viene cercato moltissimo e quindi non possiamo che essere soddisfatti per questo importante riconoscimento, sperando di continuare a mantenerlo ovviamente negli anni prossimi. Soddisfazione del sindaco, ma soddisfazione anche da parte della Regione Veneto e soprattutto di chi, per competenze ed origini, al lago di Santa Croce è particolarmente legato. È un risultato assolutamente importante. Allora, intanto partiamo dal presupposto che comunque gli enti pubblici, in modo particolare la Regione e ARPAV, monitorano le qualità delle acque in maniera costante, e quindi noi sapevamo che qua il livello qualitativo delle acque è buono, come anche negli altri laghi. Però avere la conferma anche da parte di un soggetto come Legambiente, che è particolarmente critico in senso positivo nei confronti delle pubbliche amministrazioni, credo sia un risultato assolutamente positivo.